Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Sei in squadra in paradiso, le parole del parroco nell'omelia per i funerali di Totò Schillaci. Oltre 1000 stamattina in cattedrale a Palermo per dire addio al bomber d'Italia 90. Circondato dai parenti e preso a pugni in faccia, Sicilia 24, un operatore del 118 racconta l'aggressione subita ad Avola durante un intervento di soccorso. È il giorno delle parti civili nel processo Open Arms per sequestro di persona a Matteo Salvini, che impedì lo sbarco dei migranti. A bordo della nave un'umanità dolente, ricordano gli avvocati. Da domani il G7 Agricoltura in programma a Siracusa, ortigia blindata si scopre più verde. A Messina si apre un nuovo fronte dell'acqua, la MAM pronta a staccare la fornitura a Giardini Naxos. Cimitero di Catania cade a pezzi con lastre di marmo che si staccano dalle pareti e dalle cappelle. Salva per miracolo una signora. Calcio, il Catania dosa le energie per affrontare il doppio impegno domenica a Giuliano e mercoledì in casa contro la Rivelazione Cerignola. Stasera al Francoscogli arriva la Casertana, il Messina in campo con il lutto al braccio. Sono stati oltre 1000 stamattina in cattedrale a Palermo per dire addio a Totò Schillaci, l'eroe d'Italia 90. Sei in squadra in paradiso, ha detto il parroco Monsignor Sarullo nell'omelia. Sentiamo Marco Gullà. Quando il feretro di Totò Schillaci arriva in cattedrale si alza il coro dei tifosi della curva nord del Palermo, da brividi. Piange il Papa Domenico, i figli del bomber d'Italia 90 trattengono a stento le lacrime. Oltre 2000 persone hanno voluto rendere omaggio all'ex calciatore deceduto 2 giorni fa dopo aver lottato a lungo contro un tumore al colon. Non ce l'ha fatta Totò, ma il suo ultimo gol lo ha segnato questa mattina. L'affetto della gente, infatti, fa capire davvero quanto Schillaci fosse importante per Palermo. Nelle prime file in cattedrale c'è il presidente della FIGC Gabriele Gravina, l'ex presidente della FIGC Antonio Matarrese, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il presidente del Palermo Calcio Dario Mirrio, oltre al presidente della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia Sandro Morgana. Il nostro fratello Totò è nato veramente quando ha chiuso gli occhi alla vita di questo mondo, perché questa seconda nascita è il rinascere in Cristo che muore e risorge, è entrare nella modalità di essere del Cristo risorto. Don Sarullo ha aggiunto: la porta della bontà del Padre, che davvero arbitro giusto e inappellabile ti ha convocato per la partita del cuore, per la partita che non avrà mai fine, che ti ha fatto entrare nella squadra più bella del mondo e che si chiama Paradiso. A fine celebrazione il nuovo abbraccio della gente con il Papa di Schillaci, che ringrazia tutti per l'affetto. E tra gli ex compagni di squadra oggi ai funerali c'era anche il capitano azzurro d'Italia 90, Beppe Bergomi, è stato l'eroe di tutti noi. Sentiamolo. Anche quando ci si ritrovava, anche a distanza di tempo, sai, quelle cose che c'è quell'amicizia profonda, no? Anche se non ti senti per un po', quando ti trovi bene con determinate persone. L'anno e mezzo che è stato all'Inter, lì l'abbiamo vissuto intensamente, però i ricordi sono quelli. Io il gol con l'Austria, perché lui poi gira l'angolo e viene ad abbracciare da quella parte dove c'ero anch'io, e quindi quello mi rimane più negli occhi, nella memoria, ecco. Però è la persona che mi piace sottolineare, io lo chiamo un animo buono, è la sua spontaneità, il suo modo di vivere la vita, il calcio, e quindi in quegli anni lì, cioè nel Mondiale del 90 è stato lui l'eroe di tutti noi, davvero, ci stava regalando un sogno. E a Messina è stato indetto il lutto cittadino, oggi bandiere a mezz'asta nella città in cui per 7 anni Schillaci fu assoluto protagonista. Francesco Triolo. Una città in silenzio, Messina. Il comune ha disposto il lutto cittadino per la morte di Totò Schillaci, che in maglia giallorossa è cresciuto ed esploso. Bandiera a mezz'asta sia al comune che alla città metropolitana, e alle 11:30 l'invito ai commercianti ad abbassare le saracinesche.
In piazza, per strada, è uno degli argomenti più discussi, che siano messinesi o turisti, ognuno ha un ricordo di Schillaci. Ricordo il primo gol in una partita contro il Banco Roma al Celeste. Io ero nella curva nord e segnò sotto quella curva. Qual è il ricordo che la lega a lui? I mondiali, è entrato lui e spaccava, è inutile che... Voltiamo pagina, non si ferma la scia di aggressioni contro i sanitari. Abbiamo raccolto la testimonianza di un autista soccorritore del 118 che è stato picchiato, preso a pugni in faccia durante un intervento ad Avola nel Siracusano. Francesco Aloi. Lavorando in questo campo sta diventando molto rischiosa. Lorenzo, nome di fantasia, è un autista soccorritore del 118. Preferisce restare nell'anonimato. La paura è tanta, ma tanta è anche la voglia di denunciare. Martedì sera è stato aggredito durante il turno di lavoro. Tutto è successo nella periferia di Avola. Sceso dall'ambulanza, è stato accolto, si fa per dire, da un gruppo di ragazzi. Abbiamo trovato i familiari della persona che dovevamo soccorrere molto agitati. Mi hanno aggredito in un modo violento, come può guardare, ho la faccia tutta nera, cioè è una spalla con un danno consistente. Ferite che equivalgono ad una prognosi di 15 giorni. Lei tornerà al lavoro con più paura rispetto a prima? Guardi, purtroppo questi sono traumi, un po' di tensione in più ci potrebbe essere. Da nord a sud i casi di violenza sono all'ordine del giorno e sempre martedì sera un'altra aggressione, questa volta nel Palermitano. Ci hanno riferito che le aggressioni ormai sono talmente tante che non fanno nessuna denuncia. Come ci conferma il presidente della Seus, Castro, a breve arriveranno le body cam. Che rappresenta un importante deterrente contro le aggressioni. L'invito chiaramente a una maggiore civiltà, soprattutto nei confronti di chi compie il proprio servizio per la collettività. Processo Open Arms. Oggi la parola alle parti civili. Ci sono in tribunale legali della ONG spagnola, anche quelli di alcuni migranti e di associazioni umanitarie che raccontano di un'umanità dolente bloccata dall'allora ministro Salvini a bordo della nave. Maglio Viola. È il giorno delle parti civili al processo per il ritardato sbarco di 147 migranti dalla nave Open Arms, per il quale è imputato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio il vice premier Matteo Salvini, all'epoca dei fatti ministro dell'interno. Per quello che è l'attuale ministro invece dei trasporti, l'accusa sabato scorso ha chiesto la condanna a 6 anni. Ieri è anche scattato l'allarme sicurezza per i magistrati che rappresentano proprio la pubblica accusa, pesantemente insultati sui social e destinatari anche di lettere anonime, secondo le denunce presentate a Caltanissetta e le segnalazioni fatte al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Oggi le parti civili hanno giocato un'altra carta emozionale, portando in aula Musa, uno dei 147 migranti che erano a bordo dell'imbarcazione della ONG spagnola che nel 2019 fu bloccata per 19 giorni. Il ragazzo è arrivato insieme al suo avvocato Serena Romano, ma non ha voluto dir nulla. C'è stato un blocco de facto, consapevole e volontario della nave, senza alcuna formalità prevista dalla normativa, anzi si è disottemperato a un provvedimento dell'autorità giudiziaria, appunto da parte del TAR, ma senza mai una cornice minima formale. Sulla Open Arms c'era un carico di umanità dolente, la nave si trovava in condizioni meteorologiche difficili, ha detto nella sua arringa l'avvocato Salerni, legale di Open Arms. I fatti sono chiari, l'esposizione delle norme violate, dei comportamenti che anche noi riteniamo illegittimi, mi sembra evidente. Intanto scoppia un'altra polemica a Trapani, dove un'altra nave di un'altra ONG, la Mare Ionio della ONG Mediterranea Saving Humans, in stato di fermo amministrativo e dalla quale sono stati fatti sbarcare per ordine dell'autorità marittima tutti i mezzi e le attrezzature di soccorso. Bisogna condannare con fermezza qualsiasi tipo di invettiva, minaccia e aggressione. È ovvio che da parte mia c'è la solidarietà nei confronti dei magistrati che ricevono minacce. Così l'avvocato Giulia Bongiorno, legale di Matteo Salvini, rispondendo ai giornalisti fuori dall'aula bunker del carcere Pagliarelli. Alla vigilia del G7 Agricoltura, l'Expo che per una settimana radunerà a Siracusa allo Stato Maggiore del Governo, il volto di Ortigia diventa più verde. Francesco Aloi.
Una foto con l'ulivo qui in largo 25 luglio, quando le ricapita? Ah, guardi, siamo venuti proprio apposta da Venezia per questa manifestazione, siamo molto felici. Ortigia come non l'avete mai vista, con vigneti e oliveti. Da Piazza Minerva arriva della Posta e non solo. Questo è il nuovo look. È tutto pronto per il G7 e per l'Expo, che partirà tra meno di 24 ore. Speriamo che possa fare qualcosa questo G7. Da commerciante tutto ciò vi sta creando problemi o no? No, assolutamente, anzi è molto più popolata Ortigia. Per una settimana Siracusa sarà al centro del mondo, una grande vetrina per agricoltura e pesca italiane, ma anche per la città. Si respira un'aria un'aria diversa, ecco, vedere trasformare la propria città, il proprio centro storico. Piazze e strade chiuse al traffico, limitazioni nella ZTL, meno parcheggi. Non tutti i residenti sono felici di questo grande evento che ha stravolto la mobilità. Abbiamo potenziato fortemente la disponibilità di parcheggi, l'abbiamo potenziato i mezzi pubblici ovviamente. È un'Ortigia diversa, quella che stanno ammirando anche i turisti. Sapevate di questo evento? No. Assolutamente no, siamo capitati per caso e purtroppo andiamo via prima che inizia l'evento. Dal 26 al 28 il G7 al Castello Magnace. Sarà questa la zona rossa, con le massime misure di sicurezza. Chiusi gli spazi aereo e acqueo e centro storico blindato. Domani pomeriggio intanto la grande inaugurazione al Ponte Umbertino. Sarà presente anche il Presidente del Consiglio Meloni. Mentre il G7 Agricoltura studierà soluzioni per la siccità, a Messina si apre un nuovo fronte della cosiddetta guerra dell'acqua. Francesco Triolo. La guerra dell'acqua miete nuove vittime, perché se da un lato il sindaco di Messina prova a chiudere quella con Taormina, dall'altro si apre il fronte con Giardini Naxos. Abbiamo inviato i nostri dati a Sicilia Acque, che sta verificando i quantitativi d'acqua ceduti e restituiti, dopodiché presenteremo regolare fattura al comune di Taormina, ha detto Basile, per il quale però resta aperto il nodo di Giardini Naxos, che ogni estate dagli anni 90 riceve 5-8 litri al secondo da Messina, ma non ha mai pagato, accumulando un debito di 600.000 euro. Noi abbiamo già fatto un decreto ingiuntivo che è stato notificato a Giardini per un importo abbastanza notevole e nei prossimi giorni, così come anche annunciato il sindaco, staccheremo questi litri che sono stati erogati al comune di Giardini. Se a Messina la situazione sembra migliorare con la sospensione dell'ordinanza di razionamento e con la chiusura del centro operativo d'emergenza comunale, a Palermo non è così. Nel capoluogo dal 7 ottobre l'acqua sarà razionata ed una situazione critica si registra anche in 4 comuni della provincia di Enna. L'aggravarsi di una perdita dell'Ancipa, la cui riparazione era prevista per il 23 settembre, ha fatto accrescere i disagi, costringendo all'interruzione dell'acquedotto dalle 6 di stamani, con la conseguente sospensione dell'erogazione idrica nei comuni di Agira, Calascibetta, Enna e Gagliano Castelferrato per consentire l'intervento di riparazione. Stessa situazione nei comuni di Caltanissetta, dove è stata garantita solamente ad ospedale e carcere, San Cataldo, Santa Caterina e Serra di Falco. Il cimitero di Catania cade a pezzi con lastre di marmo che si staccano dalle pareti e dalle cappelle. Miracolata una signora che si è rivolta al nostro TG. Tonino De Mano. Si era recata in visita nella tomba di famiglia, non ha avuto il tempo di constatare che era del tutto allagata quando all'improvviso un enorme masso e diversi calcinacci si sono staccati da una cappella finendo per terra e su alcune lapidi. Anna è ancora sotto shock, si sente miracolata ma è soprattutto arrabbiata per lo stato d'abbandono in cui versa il cimitero di Catania. Veramente è uno schifo che ormai stiamo privi più di venire dai nostri cari che troviamo schifo e il pericolo pure di morte noi. Una perdita d'acqua su cui il comune sta intervenendo ha allagato la tomba. Ho trovato mia mamma e i miei familiari tutti pieni di acqua. È venuto un signore che io non sentivo, mi ha detto: signora, neanche possono tamponare perché non gli danno i soldi, anzi volevano che io compravo un celofan e direttamente una tavola per coprire mia madre. Io che loro ora mi devono pagare tutti i danni che sono là dentro da mia madre. L'ala del cimitero che vedete versa in condizioni di estremo degrado, con lastre di marmo che si staccano dalla parete, la vegetazione
vegetazione che ricopre loculi e gli alberi che rappresentano un serio pericolo per l'incolumità. Tra i vialetti incontriamo un turista inglese, Tim, attratto dalla bellezza artistica ed affranto per il degrado. In Inghilterra io posso dire che anche il re non ce l'ha un cappello abbastanza grande così. Che differenza c'è tra il cimitero di Sheffield e il cimitero di Catania? In Sheffield sono più puliti, è vero, ma sono molto più facili perché si deve solamente tagliare l'erba e non si deve occupare di una casa. Questo grandi, sono tutte come le chiese, non sono come le tombe in Inghilterra. E i pericoli sono anche nelle immediate vicinanze del cimitero, con grossi rami che rischiano di finire sui passanti ed un attraversamento pedonale in piena curva che mette a repentaglio l'incolumità della gente, 2 gli anziani investiti in meno di un mese. Gli acquazzoni di ieri a Catania hanno causato disagi e danni. L'acqua è piovuta anche dentro il Palaspedini, oggi Palabramo, come vedete nelle immagini. L'acqua si è infiltrata e ha allagato il parquet. A rimboccarsi le maniche per rimediare anche la professoressa, nonché coach Ina Baldi, costretta ad asciugare e a pulire. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo per parlare tra l'altro dello sciopero dei trasporti. Oggi lo sciopero dei trasporti, ci dice tutto Desiree Ferlito. Vediamo se arriva. Non arriva? Se non arriva ce la facciamo a piedi. Come ci vado a casa? A piedi? Una giornata difficile per i cittadini abituati a muoversi con autobus e metro. Previsto per la giornata di oggi uno sciopero del personale MTS. Dalle 10:30 alle 18 braccia incrociate per gran parte degli autisti in servizio e per le sigle sindacali che hanno aderito allo sciopero. Un rinnovo contrattuale che ripristini condizioni di aumento salariale dignitoso, ma anche condizioni normative migliori, perché la questione dei diritti resta sempre una questione centrale. Con una nota USB ha messo in chiaro le motivazioni di questo ulteriore stop, il terzo nel giro di poche settimane, dopo lo sciopero del 9 settembre per quanto riguarda i bus, tram e metro e quello del 10 che ha interessato solo il trasporto ferroviario. Altro argomento poi, le troppe volte raccontato, riguarda le aggressioni a cui spesso gli autisti dei mezzi pubblici sono sottoposti. Non ci sono autisti, non abbiamo più autisti, siamo 4 e quindi di conseguenza non riesce ad uscire un servizio decente e succede questo. E come diceva il collega, poi arrivi che una persona dopo un'ora e mezza che tu lo fai attendere sotto il sole, periodo estivo, parlo quest'estate qui, un'ora e mezzo, la prima persona che ti viene di fronte chi è? L'autista, o in chi ti sfoghi? E sul tema sicurezza a Catania non si fa mancare proprio niente. Avevo la macchina, solo che mi hanno rubato gli sportelli della macchina e quindi non ho potuto usarla. O mi tocca prendere l'autobus o mi faccio venire a prendere da qualcuno. Sofia Loren festeggia 90 anni, l'attrice simbolo dell'Italia nel mondo ha origini nobili siciliane. Emanuela Corsi. Un mito senza tempo, icona della bellezza mediterranea nel mondo, Sofia Loren, l'attrice più famosa e amata dagli italiani, compie 90 anni. Nata a Roma il 20 settembre 1934, Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, questo è il nome all'anagrafe, napoletana di adozione, ha però origini siciliane. Il padre Riccardo era figlio del barone Scicolone Murillo di Licata, comune di Agrigento. L'uomo riconobbe la paternità della bambina, ma rifiutò sempre di sposare la madre Romilda, che a causa delle ristrettezze economiche si trasferì con la figlia da Roma a Pozzuoli. Ma cosa vuoi capire alla tua età? Queste cose qui le possiamo capire noi? Furono i concorsi di bellezza, tra cui Miss Italia del 1950, dove venne eletta Miss Eleganza, un titolo creato apposta per lei, a lanciarla. Occhi da gatta, labbra carnose, fisico prorompente. La Loren venne subito notata dal produttore Carlo Ponti, diventato poi suo marito, che la lanciò come star del cinema italiano e a Hollywood. Nella sua carriera ha fatto incetta dei più prestigiosi premi, tra cui 5 Golden Globe e 2 Oscar, nel 1962 per La Ciociara e nel 1991 alla Carriera. Ha ottenuto anche una stella nella Walk of Fame.
Indimenticabile nel 1999 quando con la passionalità verace della donna del Sud annunciava l'Oscar a Roberto Benigni per La vita è bella. The Oscar goes to Nel 2021 il vicepresidente del Codacons, Giuseppe Di Rosa, ha proposto al sindaco di Agrigento di offrire a Sofia Loren la cittadinanza onoraria proprio per le sue origini siciliane. Napoletana o siciliana, la Loren è un simbolo dell'italianità nel mondo. E allora, buon compleanno Sofia. Pubblicità, poi torniamo con la pagina sportiva. Per il calcio il Catania atteso da un tour de force. Sentiamo Tonino De Mana. Oltre 17.000 in casa contro il Picerno, in 500 a Giuliano. Il 12° uomo del Catania è sicuramente il pubblico, che non fa mancare mai affetto e sostegno. E sarà così anche contro i campani a quota 5 in classifica, ma pur sempre insidiosi da affrontare con il 4-3-3 dell'ex udinese Bertotto, che ha già saputo imbrigliare Avellino e Cavese. Per i rossazzurri, seppur accompagnati da un tifo numeroso e caloroso pronto a sobbarcarsi oltre 600 km di viaggio, si preannuncia una sfida delicata che precede il turno infrasettimanale contro il Cerignola, finora autentica sorpresa del girone C. Mister Toscano è chiamato a gestire le forze e a chiedere gli straordinari a Sturaro, che al momento ha disputato 4 gare su 4, addirittura nelle ultime 2, coprendo gli interi 90 minuti. È prezioso l'ex Genoa e Juve e difficilmente l'ex tecnico del Cesena si priverà di lui. In attacco si va verso la conferma di Inglese, ma potrebbero avere spazio, magari a partita in corso, D'André e Montalto, che devono mettere minuti nelle gambe. Scalpitano anche Stoppa e Gimenez. Intanto la Lega Pro ha ufficializzato date ed orari delle partite tra l'ottava d'andata e la seconda di ritorno. Il derby tra Catania e Messina, valido per la 13ª giornata, è previsto al Massimino domenica 3 novembre con inizio alle 19:30, mentre il 15 novembre sempre al Massimino ma alle 20:30 è in programma la sfida tra i rossazzurri ed il Trapani. Torno all'appuntamento con Preview su Telecolor con il nuovo orario di inizio. Fra poco alle 14:30, focus sulla sfida del Catania a Giuliano. Ne parlerà Marco Carli con gli ospiti studio e con l'ex rossazzurro Ciro Capuano. Spazio come sempre alle ultime sulle altre siciliane DC, Messina e Trapani. Non mancherà la parte dedicata ai lutti di questi giorni. Impegno casalingo per il Messina stasera, che ospita al Franco Scoglio la Casertana. Sergio Colosi. Lutto al braccio, maglia commemorativa e un minuto di raccoglimento. Il Messina stasera contro la Casertana ricorderà così Totò Schillaci e Cristian Argurio, scomparsi uno dopo l'altro in una settimana funesta per i colori giallorossi. In un'atmosfera ancora più particolare del solito, l'attualità dovrà poi sostituirsi ad un ricordo comunque indelebile. La squadra di Modica cerca punti e riscatto contro una Casertana che fin qui non ha mai vinto, conquistando in 4 giornate 3 pareggi con Latina, Picerno e Turris e la sconfitta con la Juve Next Gen. Messina con qualche novità in formazione. Il modulo è 4-3-3, in porta Krapicas e più di un'ipotesi nel ballottaggio con Curtosi, a sinistra Salvo preferito a Morleo. A centrocampo Frisen è recuperato e dovrebbe partire dall'inizio. In attacco Provenzano a destra, Pedicillo a sinistra e Anatriello al centro con Luciani alternativa. Giallorossi alla ricerca del 10° successo in 18 precedenti contro la Casertana, completati da 2 vittorie degli ospiti e 7 pareggi. Dirige Baratta della sezione di Rossano Calabro. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso a Preview. A tutti un buon pomeriggio.